Grazie a Stefano De Ganna del Grande Nord. Buonasera De Ganna. Buonasera direttore. Bentornato. Allora, Stefano De Ganna. La risposta non poteva che essere questa, perché ricordiamolo che dopo il tunnel del Brennero effettivamente la lungimiranza e la capacità di Toninelli è già stata messa in dubbio. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, Toninelli ha detto che voi non sapete quanti camion e quante auto passano nel tunnel del Brennero, che ancora non c'è. Ecco, si è dimenticato che lo stanno costruendo e sarà pronto nel 2025, per cui ovviamente su questo si era polemizzato molto. Scusi, De Ganna. No, niente, assolutamente direttore. Chiaramente è un passo avanti, dunque io non dedicherei neanche più di tanto tempo a Toninelli, perché personalmente ritengo che nel momento in cui Toninelli, senza motivarlo tecnicamente, non ha avallato la proposta di Brugnaro e di Zaia, quindi di spostarsi da Marghera, quindi ha scelto un qualcosa di diverso. Per me, per quanto mi concerne, per la poca esperienza politica che ho, lui è già sostituito, adesso sarà questione di un piccolo rimpasto, qualcosa di veloce e lo cambieremo, non ne sentiremo più parlare pertanto. Sicuramente è un passo avanti, scusate non voglio fare polemiche, ma ricordo che qualche anno fa un certo Renzi, una certa Serracchiani parlavano di spostarsi in Friuli, per cui noi veneti cerchiamo di tenercelo qua. E sicuramente è un grosso passo avanti. Sicuramente, come dicevano coloro che mi hanno preceduto, può essere una valida occasione per una riconversione totale o parziale di Marghera da destinare a struttura turistico-recettiva e che porti poi velocemente verso Venezia, che è quello, e lo sappiamo, che i turisti in questo momento stanno cercando. Piccola chiosa, ricordiamoci che Venezia è costruita sui legni dolomitici che scendevano con i zattini del Piave, giusto per ricordare anche gli alpini prima che facevano un revenge sul passato. La foresta rovesciata, no? La foresta, esatto, la nostra foresta rovesciata, che adesso purtroppo con gli effetti del Vaia che ancora si stanno vedendo sul nostro territorio e saranno lunghi da superare, vedere tutto questo legno a terra sicuramente fa male al cuore dei montanari, dei veneti, ma in generale di tutti gli italiani. Ecco, la soluzione deve essere assolutamente trovata, deve essere trovata a breve. Abbiamo sfiorato una tragedia, non è più, penso che siamo tutti consapevoli del fatto che non si può più transitare da lì. Sicuramente bisogna arrivare a Marghera, è la soluzione migliore, che oggi, io non vorrei ricordarlo, vado velocemente a memoria, ma mi sembra che sia anche un problema con un serbatoio grande posizionato davanti a un qualcosa. C'è il GPL, c'è il GPL, ci sono tre bomboloni, per cui metterci anche le navi. Quindi non so se è più pericoloso a Marghera o Chioggia. Gigetto, cioè Di Maio aveva promesso che il deposito GPL non si sarebbe fatto a Chioggia, ci sono tre bomboloni, ne metteranno a Tripoli. Ecco, c'è qualche difficoltà, quindi sicuramente è un fatto estemporaneo quello di oggi di Toninelli, che non avrà, presumo, seguito, perché penso che a breve non ne sentiremo più parlare. Allora, De Ganna, sostanzialmente tutte considerazioni condivisibili. Come Grande Nord non possiamo che ricordare che il 21 giugno è il penultimatum del penultimatum dell'autonomia. Speriamo di riuscire ad arrivare a un dunque, passando una fase intermedia che è il 17, lunedì 17, dove i veneti, studio Confapi, si dovranno versare i primi 5 miliardi di euro di tasse. Allora probabilmente se noi iniziassimo a trattenerci il nostro residuo fiscale, forse le grandi navi a Marghera le potremo portare su un qualcosa di imperioso che valorizzi sicuramente Venezia. Quindi sta il governo settembre, ottobre, con le regionali 2020, l'autonomia. Noi veneti, io veneto, come tutti noi veneti, ci siamo espressi in un referendum, abbiamo avuto l'ultimatum, il penultimatum, il triultimatum, il 21 giugno lì il governo nella sua interezza, e leggo oggi sui giornali dell'ulteriore iniziativa spinta anche da Dario Bonda di Forza Italia con la Stefani, che hanno incontrato nuovamente i 5 Stelle ministri per capire cosa di frena sull'autonomia eccetera. Il 21 giugno, l'ha detto Salvini, avremo l'autonomia.
è che il 21, qualcuno ironizzava in questi giorni che il 21 porti male, per cui consigliava di spostarlo di qualche giorno, però l'autonomia sicuramente è una soluzione anche per i problemi di Venezia, del Veneto e delle regioni che devono acquisire sempre di più un ruolo centrale nella gestione delle proprie risorse.